Tifosi del Napoli. Ancora una volta la squadra sta migliorando e cerca le migliori occasioni sul mercato per garantire buoni risultati in questa stagione. Se siete curiosi come noi di vedere l'esito di queste trattative, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale. Passiamo ora alla notizia che sta scuotendo il mercato dei trasferimenti. Dopo aver affrontato alcuni problemi nella trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen, l'Al-Ahly ha deciso di cambiare obiettivo ed è vicino a concludere l'ingaggio dell'attaccante del Brentford Ivan Toney. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club saudita starebbe già lavorando ai documenti necessari per concludere l'affare. La maggior parte delle visite mediche di Toney sono state effettuate a Londra e l'operazione sta proseguendo a ritmo sostenuto, segno che il trasferimento è molto vicino alla conclusione. Questo avviene dopo che l'Al-Ahly ha avuto difficoltà a trovare un accordo con il Napoli per il trasferimento di Osimhen, che rimane uno dei nomi più ambiti sul mercato. Con questo colpo di scena, è chiaro che il Napoli ha ancora delle carte da giocare e dovrebbe continuare a muovere il mercato nei prossimi giorni. Cosa ne pensa di questa situazione? Il Napoli avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore per liberare Osimhen? Oppure è stata una mossa intelligente tenere l'attaccante in squadra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul nostro Napoli.